Francesco Viola, il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Cammarata. A tal riguardo gli esponenti politici della lista Il Futuro Adesso esprimono grande soddisfazione per l'elezione di Francesco Viola a presidente del Consiglio Comunale, avvenuta lo scorso giorno 11 maggio, rinnovando i sentimenti di stima e di riconoscenza a Giuliano Traina, che si è dovuto dimettere dall'importante carica per sopravvenuti impegni di lavoro. Nell'insediarsi, il neopresidente Francesco Viola ha ringraziato i consiglieri e tutti i cittadini che hanno consentito la sua brillante elezione e il successo della lista Il Futuro Adesso, continuando assicurato, ricoprendo la seconda carica più rappresentativa del comune di Cammarata, il suo massimo impegno per rilanciare il prestigio del Consiglio Comunale cammaratese, che storicamente si è sempre distinto per importanza e autorevolezza dei propri componenti. Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno votato e mi hanno dato la loro stima e la loro fiducia ad essere un consigliere comunale. Poi ringrazio anche il gruppo consigliare Il Futuro Adesso, che appunto mi ha dato questa fiducia per ricoprire la seconda carica per importanza nell'ente. Io spero, o almeno mi auguro, di essere all'altezza della prestigiosa carica. Mi impegnerò al massimo, di questo sono certo, di dare il mio massimo impegno per non deludere le aspettative di tutti. Le problematiche sono tante, ecco, la funzione del Consiglio Comunale quale sarà? Sicuramente viviamo in un periodo abbastanza duro, sia per quanto riguarda l'amministrazione che per tantissimi altri aspetti. Le problematiche, come diceva lei, appunto sono tante e l'impegno che possiamo prendere sicuramente con tutte le persone è quello di fare il massimo. Giorni fa c'è stata una importante manifestazione dei comuni montani a Roma per rivendicare fondi europei. In questo senso cosa farete? Sì, l'amministrazione, devo darne atto, sta lavorando bene e sicuramente si sta muovendo a fare il massimo. A questa manifestazione ha partecipato il sindaco e ha il mio pieno appoggio in tutto. E come presidente quale sarà il tipo di rapporto che lei porterà avanti con i consiglieri comunali, anche in un discorso politico con la giunta attiva? Allora, in qualità di presidente appunto del Consiglio, io farò il presidente del Consiglio di tutti i consiglieri comunali, sia che siano di maggioranza che siano di opposizione. In me troveranno la maggiore disponibilità possibile e sono sempre aperto a qualsiasi tipo di confronto e di richiesta.